Prima edizione del 5 gennaio 2024, buongiorno e ben ritrovati in diretta. Anche oggi abbiamo tanta cronaca da raccontarvi, riflettori puntati su Pederobba Castelcucco per l'incidente mortale di ieri sera e poi su Cinto Caomaggiore, dove un padre avrebbe gettato, almeno questa la primissima ricostruzione, la figlia di 5 anni dal terrazzo e poi si è gettato a sua volta tentando di suicidarsi. Sono entrambi ricoverati in ospedale, la bimba è in gravissime condizioni. Questi sono i due fatti principali della giornata, ma poi avremo altre notizie di cui raccontarvi e poi, come sempre, nella seconda parte ospiti e tematiche da raccontarvi. Ma allora iniziamo subito su quanto accaduto ieri sera intorno alle 20 a Pederobba lungo la Feltrina, dove ha perso la vita in un tragico schianto un ragazzo di 22 anni, altri 3 giovani gravissimi. Si tratta della seconda vittima della strada nella Marca dall'inizio di questo 2024, dopo l'incidente mortale in A4 la notte di Capodanno. Le 2 auto distrutte e i pezzi della carrozzeria volati a decine di metri di distanza. Per il 22enne Patrick Mentil, originario di Feltre, residente a Castelcucco, non c'è nulla da fare. E poi altri 3 feriti, 2 in condizioni critiche. Sono quasi le 20 quando i soccorritori si trovano davanti la scena lungo la Feltrina a un igo di Pederobba. Un sorpasso ad alta velocità o un malore lo stabiliranno le indagini. Di fatto, l'Audi di Patrick, ex ciclista professionista e oggi influencer, impatta frontalmente contro il Land Rover con a bordo 3 giovani di Montebelluna. Mentil muore praticamente sul colpo. Per gli occupanti dell'altra vettura il ricovero d'urgenza in ospedale. 2 dei 3 in auto, entrambi 27enni, sono gravissimi. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e sanitari del SUEM. Una tragedia che sconvolge 3 comunità. Quella feltrina, quella di Pederobba, dove Patrick viveva con i genitori e il fratello, e anche quella di Bassano del Grappa, dove aveva frequentato il liceo da Ponte. Un appassionato di sport e viaggi, Patrick. Aveva corso da professionista con il Work Service Marchiol Vega, la stessa squadra di ciclismo di Davide Rebellin, e poi la scelta di utilizzare i social per creare la rubrica Project No Limits, dove raccontare imprese sportive non solo sulle 2 ruote, ma anche sulla tavola da surf. Una passione per la pura adrenalina, come raccontava lui stesso, una vita spezzata pochi giorni prima di compiere 23 anni. Questa è la cronaca della serata, ma allora adesso ci colleghiamo subito con il nostro Lucio Zanato per tutti gli aggiornamenti. Buongiorno Lucio, buongiorno al sindaco. Buongiorno Francesca, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3, mi trovo a Castelcucco, paese dove viveva Patrick, sono con il sindaco Paolo Mares. Sindaco, una comunità frastornata dopo quello successo ieri sera. Direi assolutamente sì, siamo tutti quanti scossi ancora, è difficile accettare una novità di questo genere. Effettivamente una comunità piccola come la nostra, dove tutti ci si conosce, e in maniera particolare una famiglia come la famiglia Mentil che è nota a tutti, perché sia per parte di madre che per parte di padre sono castelcucchesi doc. Effettivamente è una cosa che ci colpisce in maniera particolare. Ecco, un ricordo di questo giovane dal sindaco, che tra l'altro l'ha anche premiato. Sì, ricordare Patrick non è assolutamente difficile, tant'è che appunto a suo tempo, un paio d'anni fa, l'avevamo premiato nella nostra manifestazione Castelcucco Cresce, una manifestazione che aveva l'ambizione, diciamo, di premiare quei ragazzi che in particolare hanno valorizzato il nostro paese emergendo in varie occasioni. Nella fattispecie lui aveva partecipato al Giro d'Italia dilettanti, e per una realtà piccola come la nostra era motivo di orgoglio, per cui avevamo ritenuto opportuno di premiarlo. Però era inserito anche nell'attività dei giovani per il paese e soprattutto era amico dei suoi figli. Sì, assolutamente, anche i miei figli appunto stamattina lo piangono. E scusatemi se sono ancora scosso, ma la cosa è particolare, devo trovare anche un momento di serenità per andare a trovare la famiglia
Devo dire che i miei figli effettivamente subito mi hanno rappresentato quello che è il loro stato d'animo, avevano cercato in più occasioni di coinvolgerlo, cosa che era anche accaduta partecipando attivamente alla nostra associazione Castelcucco Young, un'associazione volta che ha appunto il preciso obiettivo di valorizzare i nostri giovani e portare ovviamente il loro tassello per la crescita della nostra comunità. Comunità così scossa che avete deciso di sospendere tutte le iniziative per la Befana. Assolutamente sì, questa sera avevamo così come da tradizione in programma il nostro concerto così pre-Befana, diciamo, dove poi veniva acceso il tradizionale falò e poi con la consegna delle calze ai ragazzini, e di comune d'accordo con il parroco che assieme a noi organizza la manifestazione abbiamo ritenuto doveroso per rispetto della famiglia Mentil di soprassedere, perlomeno di procrastinare questo evento. Ecco, adesso da sindaco lei quella strada, la Feltrina, la percorre molte volte. Devo dirvi, io sono andato a vedere questa mattina, questa sera faremo vedere, 10 metri più avanti ci sono delle rose di plastica, vuol dire che da molto tempo qualcuno piange qualcun altro morto lì. Sì, purtroppo sì, io la faccio da moltissimi anni, ovviamente chi sale da Montebelluna piuttosto che da Treviso per arrivare a Castelcucco ci transita per forza, e fatalità anch'io ieri sera arrivavo da Treviso e purtroppo la fatalità ha voluto che i carabinieri mi dirottassero fuori dalla Feltrina, e nel reimettermi mi sono reso conto della gravità dell'incidente. Speravo che non ci fossero morti o altro, e quando sono arrivato a casa ho rappresentato ai miei figli che c'era questo grosso incidente, sperando che innanzitutto non si fossero fatti male chi erano vittime di questo incidente, ma soprattutto che non fossero stati coinvolti dei castelcucchesi. Dopodiché purtroppo la realtà che si è palesata a me era purtroppo così triste come tutti noi sappiamo. A te Francesca. Grazie davvero Lucio, grazie al sindaco. Queste insomma sono le sensazioni, i commenti, le emozioni a caldo dopo questa tragedia, questa seconda tragedia della strada, seconda vittima nella Marca trevigiana, che nel 2023 aveva guadagnato purtroppo la maglia nera sul fronte proprio degli incidenti stradali, un tema, quello della sicurezza stradale, che si ripropone. Avevo parlato all'inizio dei riflettori puntati su Pederoba Castelcucco per questo incidente mortale, per questa vita spezzata a soli 22 anni, ma c'è un altro fatto di cronaca che sta facendo il giro del paese, che ci porta a Cinto Cao Maggiore, dove dovremo collegarci tra pochissimi istanti con la nostra Heidi Kaliman insieme a Simone Merlo. La vicenda è quella ancora da chiarire, ma dalla prima ricostruzione si parla di un padre che avrebbe gettato la bimba di 5 anni, la figlia di 5 anni, dal balcone e poi a sua volta si sarebbe gettato tentando il suicidio. Sono entrambi ricoverati in ospedale. Vedo Edi in collegamento, a te la linea. Buongiorno Edi. Buongiorno Francesca, buongiorno ai telespettatori. Siamo a Cinto Cao Maggiore, come vedi dietro di me, nella via dove è avvenuta questa immensa tragedia familiare. Un papà separato che ieri notte, erano circa le 23, ha gettato dal primo piano del suo terrazzo dell'abitazione la sua bambina di soli 5 anni, che ha riportato un grave trauma cranico, e per questo è ritrasportata al Cafoncello di Treviso. Dopo aver gettato la bimba, anche il padre si è gettato dal terrazzo e non ha riportato gravi ferite, portato lo stesso in ospedale, come ci ha riferito il generale Conforti, comandante provinciale di Venezia dei Carabinieri. Il padre è stato sottoposto a fermo e sono in attesa delle perizie ospedaliere, di tutti i rilievi psicofisici per accertare le condizioni di salute dell'uomo e poi eventualmente procedere con l'arresto. Come puoi
poi vedere un quartiere residenziale, tantissime le case, tantissime le famiglie che ci abitano. Abbiamo provato a sentire alcune persone che sono restie ovviamente dopo la tragedia a parlare della vicenda. Ci hanno detto però che tutti ieri sera sono accorsi in strada dopo i tonfi sentiti, hanno allertato i soccorsi sul posto, oltre ovviamente ai sanitari del SUEM 118, l'Eli Soccorso, i vigili del fuoco, i carabinieri stessi che sono intervenuti per accertare appunto tutte le dinamiche. Una testimone ha detto che il fratello è stato uno dei primi ad essere accorsi sul posto e che ha visto il padre scappare, è stato poi fermato dai residenti e consegnato alle forze dell'ordine. Ovviamente noi adesso cercheremo di capire al meglio la dinamica della vicenda. Possiamo dire che la bambina di 5 anni è tuttora all'ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Ovviamente tutti gli aggiornamenti nel corso delle nostre edizioni serali. Francesca, da Cintocao Maggiore in provincia di Venezia, se hai domande da studio. Grazie Edi, grazie a Simone Merlo per le immagini. Se avete voi novità, chiedeteci la linea in qualsiasi momento. Buon lavoro Edi, grazie ancora per questo aggiornamento su questa vicenda davvero drammatica che arriva da Cintocao Maggiore. Noi continuiamo con la cronaca, ci spostiamo nel Padovano perché è stato denunciato per maltrattamenti il padre della 14enne picchiata perché non voleva sposarsi. Il fatto è avvenuto in un comune dell'Alta Padovana. È ancora ricoverata in ospedale a Padova, protetta dal protocollo per la protezione di genere, nonostante le sue ferite non siano gravi, la 14enne di origine pakistana, arrivata mercoledì pomeriggio in pronto soccorso dopo essere stata violentemente picchiata dal padre perché rifiutava di sposare un cugino in patria. Questa è la storia raccontata dall'adolescente in lacrime che, dopo essere stata presa sonori ceffoni, soprattutto al volto, era riuscita a scappare di casa trovando rifugio in un esercizio pubblico del paese dove vive con la famiglia nell'Alta Padovana. Qui, avvisati dai titolari, sono arrivati i carabinieri che stanno cercando di chiarire i contorni della vicenda e nel frattempo hanno denunciato per maltrattamenti il padre, un 47enne pakistano sinora incensurato. La ragazza sarebbe stata sorpresa dal genitore mentre si scriveva con un connazionale coetaneo. I due avrebbero iniziato una storia e da qui la contrarietà violenta del genitore che invece l'avrebbe promessa sposa in patria. Un rapporto alla procura per maltrattamenti in famiglia è stato inviato anche dai carabinieri che hanno raccolto le dichiarazioni spontanee della vittima. La ricostruzione sarà poi da confermare in sede di audizione protetta. La ragazza intanto resta in ospedale in attesa di decidere un suo eventuale trasferimento in una struttura adeguata. Ed è in programma un trasferimento per Filippo Turetta, il 22enne accusato del femminicidio dell'ex fidanzata. Potrebbe cambiare cella nei prossimi giorni. Dopo 50 giorni trascorsi nel carcere di Montorio Veronese, con l'accusa di aver ucciso Giulia Cecchettin, è in programma un trasferimento per Filippo Turetta, il 22enne di Torreglia. Il giovane dovrebbe passare da una cella dell'infermeria, dove si trova dal momento in cui è stato trasferito in Italia dopo l'arresto in Germania, a un'altra della cosiddetta terza sezione. I tempi non sono certi perché sembra, da quel che trapela dal carcere, che ben pochi detenuti, forse solo 2, sarebbero disposti a condividere la cella con Turetta. Nei prossimi giorni è in programma la visita nel carcere veronese del sottosegretario padovano alla giustizia Andrea Ostellari, il quale affronterà i vari problemi all'ordine del giorno al di là del caso Turetta, ovvero il sovraffollamento, la riqualificazione della struttura e la piaga dei suicidi e dei tentati suicidi, un fenomeno che riguarda però tutte le carceri italiane e non solo Montorio. Secondo una stima dell'associazione Sbarre di Zucchero, infatti, i detenuti che si sono tolti la vita sarebbero stati ben 68 nel corso del 2023. I vandalismi ai bagni della stazione di Piombino Dese, dei 10 giovanissimi individuati dalle telecamere, 4 devono ancora farsi vivi, con il sindaco che aveva lanciato un appello proprio dai nostri microfoni. Da lunedì partiranno le convocazioni dei carabinieri.
Il tempo sta per scadere per i 4 baby vandali che ancora non si sono presentati dal sindaco di Piombino Dese Cesare Mason. Erano in 10 la notte di Capodanno dei bagni della stazione ferroviaria a festeggiare, semidistruggendoli. Sanitari rotti, porte divelte, petardi fatti esplodere dentro e fuori. I danni sono stimati sui 20.000 euro e questi soldi il sindaco Cesare Mason, a più riprese, ha detto che non intende farli pagare ai cittadini di Piombino. Per questo ha lanciato anche dai nostri microfoni un appello ai giovanissimi a presentarsi in comune, altrimenti sarebbe scattata la denuncia penale, perché ai carabinieri sono state consegnate le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza che hanno registrato tutti i volti dei giovanissimi coinvolti. 6 hanno raccolto l'appello, 4 mancano. Se entro domenica non si presenteranno, i guai rischiano di essere seri. I giovanissimi sono stati identificati e da lunedì partiranno le convocazioni dei carabinieri. Un'intera famiglia intossicata probabilmente dal monossido di carbonio che potrebbe essere stato rilasciato da un malfunzionamento della caldaia. È accaduto ieri questa notte dove sono intervenuti a Dosson di Casier nel Trevigiano i carabinieri. I 4 occupanti dell'abitazione, marito, moglie e 2 figli adolescenti, hanno accusato malessere e sono stati ricoverati all'ospedale di Treviso, ma non sono in pericolo di vita. Dai primi accertamenti la caldaia risultava regolarmente revisionata. I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno dichiarato temporaneamente non agibile lo stabile. Un giovane escursionista vicentino è rimasto ferito al volto dopo essere stato colpito da un masso franato durante un'uscita al Vaio dei Colori. A salvare l'infortunato un elicottero del soccorso alpino. Un escursionista vicentino di 28 anni è stato salvato dal soccorso alpino dopo un infortunio che l'aveva bloccato a quota 2000 metri sul gruppo del Monte Carega. Assieme ad un compagno attrezzati di ramponi e picozze, l'uomo verso l'ora di pranzo, mentre saliva sul Vaio dei Colori, un canale molto ripido costellato di rocce friabili, è stato colpito alla testa da un masso precipitato durante la discesa. Immediatamente allertati i soccorsi, è stata fatta decollare una squadra medica con l'elisoccorso. Per evitare che lo spostamento d'aria facesse frenare altri massi, i sanitari sono stati calati con il vericello da una quota di sicurezza. Gli escursionisti sono stati poi caricati sull'elicottero. Il 28enne ferito è stato ricoverato all'ospedale di Rovereto per ulteriori accertamenti. Squadra mobile in azione a Padova, pusher arrestati e denunciati. Arresti, denunce ed espulsioni nel bilancio dell'attività delle ultime ore degli agenti in borghese della squadra mobile padovana. I poliziotti sono intervenuti nel parcheggio interrato di un centro commerciale, individuando un 41enne tunisino che vendeva cocaina a un 58enne di Rubano e che aveva in tasca altre dosi. Arrestato, al 41enne è stato notificato il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno e il divieto di dimora in provincia di Padova. Arrestato anche un 27enne tunisino a Cadoneghe, dopo la segnalazione di spaccio in un parcheggio tra le case. Perquisito anche l'appartamento dove vive, insieme a una donna padovana e a 2 stranieri irregolari, sono state trovate 8 dosi di cocaina. L'uomo era già stato rimpatriato nel 2020 e quindi ora è stato arrestato anche per essere rientrato illegalmente in Italia. E così il giovane è stato nuovamente espulso e accompagnato al centro per il rimpatrio di Gorizia. Infine i poliziotti hanno poi denunciato, questa volta a Padova, altri 2 pusher stranieri, un 47enne tunisino controllato in galleria Borromeo e sorpreso in possesso di 6 dosi di cocaina e di hashish, e un giovane 23enne, anche lui dichiaratosi tunisino, trovato in possesso di 8 dosi di cocaina a Ponte Vigo d'Arzere. Profonda commozione in tutto il Veneto, dove come un fulmine a ciel sereno è arrivata ieri la notizia della morte del giornalista Andrea Moretto. La camera mortuario sarà allestita domenica in via Turazza dalle 14.30 alle 18. Il funerale sarà invece celebrato a Padova lunedì mattina alle 10.30 nella chiesa di San Bartolomeo a Montà. Andrea Moretto, 51 anni, si trovava a Lecce quando è stato colpito da malore. Ricoverato il giorno di Santo Stefano, si è spento ieri per l'aggravarsi improvviso delle sue condizioni. Caporedattore del TG Padova di Telenuovo lascia la moglie Stefania e il figlio Dario.
Durante queste festività si sono moltiplicate le truffe. Nel Vicentino Acque del Chiampo lancia l'allarme, molte le segnalazioni di falsi operatori. Allarme truffe. Se suonano a casa vostra e vi dicono che sono tecnici incaricati di sostituire i contatori dell'acqua, diffidate. Durante le feste si sono moltiplicate le segnalazioni da parte di cittadini contattati da falsi operatori. A lanciare l'allarme Acque del Chiampo, che gestisce il servizio idrico in 10 comuni del Vicentino: Arzignano, Montecchiomaggiore, Lonigo, Chiampo, Brendola, Montorso Vicentino, Altissimo, San Pietro Mussolino, Crespa d'Oro e Nogarole Vicentino. In questo periodo non sono in corso attività di sostituzione dei contatori. I cittadini sono pertanto invitati a segnalare tempestivamente alle forze dell'ordine chiamate sospette da presunti operatori, trattandosi presumibilmente di tentativi di truffa da parte di soggetti completamente estranei ad Acque del Chiampo. Parliamo ora del maltempo annunciato, è già arrivato con la neve sull'altopiano dei 7 comuni e sul Monte Grappa. Il maltempo era stato annunciato ed è arrivato puntuale sul Bassanese e sui rilievi. Anzi, a dire la verità, è arrivato pure un po' in anticipo. Già, perché se nella pedemontana piove da questa mattina, come da previsioni, sull'altopiano dei 7 comuni e sul Monte Grappa sono scesi i primi fiocchi. La neve era prevista per l'Epifania e domenica, ma solo nelle zone più alte. Invece a Gaglio nevica già da qualche ora, idem per Campomulo, il Verena, il Caberlaba e tutte le zone più alte del comprensorio. Una boccata d'ossigeno anche per il turismo, che si era trovato a corto di neve durante le feste. Nevica anche sul Grappa, dove la quota base per l'arrivo dei fiocchi è stata più bassa del previsto. La perturbazione dovrebbe rimanere in zona per un paio di giorni, con i fenomeni in esaurimento nel pomeriggio di domenica. Poi arriverà il freddo, quello vero, che in montagna e pure in pianura non si è ancora visto in questo inverno anomalo. La colonnina di mercurio potrebbe precipitare fino a 10 gradi sotto zero in altopiano, con temperature piuttosto rigide anche a Bassano e dintorni. I comuni, anche quelli che si devono occupare della spalla fra montagna e piano come Marostica e Valbrenta, hanno già predisposto il piano neve e nel mirino delle amministrazioni c'è la consueta operazione di spargimento di sale e ghiaino per evitare il tanto temuto gelicidio. Torniamo alla tragedia di Zoppola. Piero si è trovato nel momento sbagliato al posto sbagliato. Sono le parole del titolare dell'azienda con sede a Oderzo e nel Pordenonese, dove aveva appena preso servizio il 52enne camionista, una delle 3 vittime, e rivela quella mattina poteva esserci con lui anche un collega che si è salvato. Passi da noi che il primo giorno o 2, quando arriva un autista nuovo, sia accompagnato dal nostro autista senior, il capo piazzale, diciamo, no? Ma il capo piazzale Francesco in questa occasione non ha ritenuto fosse assolutamente necessario, vista l'esperienza trentennale che aveva Piero, quindi che ha detto: guarda, vai da solo, è inutile che io venga lì solo a farti perdere tempo. Una decisione all'ultimo secondo ha probabilmente salvato la vita a quella che poteva essere la 4ª vittima del tragico schianto di Zoppola. Invece Pierantonio Petrocca, il 52enne di Valvasone Arzene, era da solo nel tir finito nella scarpata dopo lo schianto tra il mezzo pesante, l'ambulanza e il SUV che ha insanguinato la Cimpello Sequals il 2 gennaio. Un autista con lunga esperienza, Petrocca, al suo primo giorno di lavoro con la Transchiaia, azienda con sede a Oderzo e Valvasone, ma che il titolare conosceva da anni per le sue capacità. Tanto da non sorprendersi da quanto sta emergendo dalle indagini, che sia stata cioè un'invasione di corsia dell'ambulanza a causare la strage nella quale sono morte anche la volontaria della Croce Rossa Graziella Mander e l'80enne paziente Claudia Clement. Piero non aveva nessun'altra responsabilità se non quella di trovarsi nel posto sbagliato, nel momento sbagliato. Resta intanto il dolore di una famiglia. Io sono stato a trovare ieri sera, ho visto una famiglia con grande dignità, la moglie che cerca di prendere per mano la situazione, il figlio più grande che cerca di essere guida al figlio più piccolo. E resta la pericolosità di una strada dove soltanto ora si è decisa l'installazione di un tutor. Il punto dove è successo l'incidente è un punto pericoloso, forse il peggior punto della Cimpello Sequals dove so passare,
ecco, magari 500 metri, 400 metri più avanti c'è il rettilineo, c'è una visibilità molto più ampia e la manovra poteva essere fatta lì. Sì, gli autovelox possono essere di deterrente, ma nel punto dove c'è l'autovelox poi la gente continua a correre. Credo ad uno Stato forte con autonomie forti. Ha usato parole inequivocabili la Premier Giorgia Meloni nel corso della conferenza stampa di fine anno, e questo a pochi giorni dall'approccio in Parlamento del DDL Calderoli. Plaude Zaia sullo sfondo regionali e terzo mandato. Credo che a uno Stato forte debbano corrispondere autonomie forti e il meccanismo si tiene così. Dopodiché non credo nelle sperequazioni, diciamo, tra nord e sud. L'autonomia non si applica nel senso che racconta qualcuno tolgo a una regione per dare a un'altra regione. L'autonomia stabilisce il principio che se tu gestisci bene le tue competenze e le tue risorse, lo Stato può valutare nel rapporto tra regione e Stato, quindi non nel rapporto tra una regione e un'altra, di darti altre competenze da gestire. Questo è il tema dell'autonomia. Era una delle risposte più attese, almeno in Veneto. Sull'autonomia la Premier utilizza parole nette, come a non voler lasciare troppo spazio né alle speculazioni né agli alleati leghisti. La riforma, assicura Meloni, si tiene con quella del premierato, non solo. Io penso che possa essere un volano anche per il Mezzogiorno. Penso che possa essere un volano anche per il Mezzogiorno la responsabilizzazione della classe dirigente, perché poi guardi che non mi stupisce che i primi a schierarsi contro l'autonomia siano, diciamo, quelli che per esempio spendono peggio i fondi europei. Non mi stupisce, ma credo che un meccanismo di responsabilizzazione da nord a sud faccia semplicemente andare avanti e meglio quelli che sono più bravi. Da Palazzo Chigi a Palazzo Balbi è un attimo e Luca Zaia accoglie subito la palla al balzo. Mai la Premier si era espressa tanto esplicitamente e favorevolmente su questo tema, afferma Zaia, blindando di fatto le dichiarazioni della Presidente del Consiglio. Si è materializzato, dice ancora il governatore, un importante passo avanti, il miglior viatico per la discussione in Parlamento che inizierà a metà gennaio. Chiaro che anche sul terreno dell'autonomia si giocherà la partita in vista delle europee, non tanto perché Bruxelles c'entri qualcosa, quanto come primo vero banco di prova prima delle regionali 2025, con il segretario della Lega Alberto Stefani che sta lavorando a un emendamento per togliere di mezzo il vincolo del terzo mandato e quindi poter ricandidare Zaia. La Lega comunque merita il Veneto per storia e lavoro, ha ribadito Stefani al Gazzettino, chiudendo la porta di fatto a candidature di forzisti e meloniani. Sul terzo mandato la stessa Meloni in conferenza stampa ha detto che decideranno le Camere. Per il Partito Democratico Veneto però meglio guardare alla sostanza. C'è un aumento di pedaggi autostradali, di biglietti di treni, di aumenti che sono costretti a fare i comuni. E quindi io penso che la priorità debba essere affrontare il tema del costo della vita per i cittadini, e devo dire non si sta facendo con efficacia e con serietà, e assieme a questo l'altro tema è quello della salute dei cittadini, e cioè di garantire una sanità pubblica in grado di dare risposte a tutti quelli che si devono curare. E adesso andiamo a Marghera con la nostra Ilaria Marchiori insieme a Sandro Ponchio per la protesta di gruppo di residenti soffocati dal traffico pesante. Raccontaci tutto, Ilaria, buongiorno. Sì, buongiorno Francesca, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo qui in via Bottenigo a Marghera, proprio a pochi passi dal centro commerciale La Nave de Vero, quindi questo vi può far capire anche che si tratta di una zona dove ci sono, di una zona per così la possiamo definire commerciale. Questo cosa significa? Che c'è un passaggio importante di mezzi pesanti. Il problema è che qui ci sono anche molte case e molte persone che vi abitano e che da anni ormai, come anche noi abbiamo documentato attraverso numerose interviste, le loro segnalazioni e proteste, chiedono una risoluzione definitiva della questione, perché i mezzi pesanti passano, creano delle buche di cui adesso parleremo importanti sul manto stradale e non solo, anche all'interno delle loro abitazioni. Nel frattempo il comune ha posizionato questi dissuasori che vediamo qui al lato della strada per proteggere in qualche modo le abitazioni, però a detta loro ancora non sono sufficienti.
sufficienti. Allora eccoci qui proprio insieme ai nostri residenti che da tempo chiedono una risoluzione definitiva del problema che, signora Ferrari, sembra non arrivare, nonostante invece a livello burocratico sia tutto sistemato. Effettivamente. Allora, innanzitutto io dovrei dire buon anno a tutti e invece il 2024 non inizia proprio bene, perché allora torniamo indietro di un passo. Sono 5 anni, che forse anche più, che io continuo a dire che c'è un problema di traffico pesante in questa via. Il traffico pesante, mezzi container e quant'altro non dovrebbero proprio esistere in questa zona, in questa via, perché non è il posto per poter far passare questi mezzi, via per pericolosità delle persone, per le auto, per gli incroci che sono quelli che sono. Allora io sono qui a combattere nuovamente, anche se ho mandato mail, sollecitato telefono, eccetera, eccetera, agli uffici preposti di allora e di adesso, però a quanto pare non si muove niente. Vorrei capire dov'è l'inghippo in questo problema, perché il livello burocratico, ripeto, è già tutto sistemato ancora da luglio 2023. Che cosa bisognerebbe fare? Voi che cosa vi aspettate? Beh, teoricamente io non sono ignorante in materia, ma basterebbe solo la squadra degli operai che devono andare a mettere la segnaletica, ripeto, questo è quello che mi è stato detto dalle istituzioni, la segnaletica stradale, le segnaletiche per terra per la deviazione del traffico. Quindi i mezzi pesanti che provengono dal centro dei container devono essere deviati dalla parte, non so, di via Fratelli Bandiera, ma ripeto, io sono ignorante in materia. Guardi, noi stiamo facendo adesso l'intervista, in questo momento sta passando un bel mezzo pesante, quindi questi mezzi da dove provengono non devono fare questo giro, ma devono essere deviati da altre parti. Ecco, quindi a questo punto sollecito il Comune che venga a definire questa situazione una volta per tutte. Signora Meduri, voi siete a dir poco esasperati, lei ha addirittura le crepe in casa. Sì, ho la porta che addirittura si è piegata perché passano i tir proprio davanti a casa mia e c'è un avvallamento e quindi il tir fa padabom, padabom, padabom e io praticamente se sono vicino alla strada faccio un saltino da fermo. L'avete notato anche prima che è passata la corriera e si è sentito che un movimento del terreno, quindi si figuri cosa succede sotto. Sotto di là dove c'è quella folle avvallamento ci sono le tubature che mi portano dentro il gas e io quest'estate avevo anche segnalato che sentivo odore di gas ma non è venuto nessuno, quindi non interessava a nessuno. Per fortuna è andato bene, forse si sta disperdendo sotto e poi quando succederà un incendio o qualcosa direte ma come mai è successo? È successo perché lì c'è un avvallamento e il gas penetra sotto la terra, perché succede questo, che si infila dentro le crepe della terra, fa una bella sacca, poi basta qualcosa che lo fa scoppiare e salta la strada, Rubelli, io e chi ci passa vicino, quel fiume di gente che viene a nave di Vero al pomeriggio. Ecco, infatti dove abita lei, proprio qui a pochi metri di distanza, la strada è in condizioni a dir poco pietose. Il giro della strada è assolutamente devastato. Il problema lì è anche che i mezzi pesanti si fermano, proprio sostano anche tutta la notte. Soprattutto tutta la notte, sono molto pesanti, sono anche carichi, spesso sono carichi pericolosi. Quindi pericolosi. Vere e proprie buche. Ci sono delle vere e proprie buche, dei solchi molto profondi. Questo genera inoltre il peso dei camion, rompe anche le tubature che ci sono sotto alla strada e ci sono già stati 2 o 3 interventi del comune, quelli dell'anno scorso, 2023, proprio per aggiustare le tubature sottoterra e questo era accaduto anche l'anno prima. Quei camion sono molto pesanti. Non solo, noi altri non riusciamo a tenere manutentato il giro della strada. I pedoni non riescono a passare, sono costretti a camminare in mezzo alla strada, non vi dico quando piove. Non si capisce tutto sto problema di voler intervenire un attimo su questo piccolo tratto di strada da dove possa provenire, perché... Vi sentite in qualche modo abbandonati, trascurati? Ma certo, assolutamente, anche perché poi tra l'altro questa è ormai una zona molto molto frequentata da persone, pedoni, addirittura da turismo ed è veramente un dispiacere vedere alcune zone come questa lasciate all'abbandono totale, perché
creano disagio quindi non solo ai residenti ma proprio anche a chi fa uso un po' di questa strada per andare alle varie strutture ricettive che ormai sono molto importanti qui. Nave De Vero, per esempio, Osmè, tutti i centri commerciali che ci sono, la trattoria, i mezzi pubblici, abbiamo il tram, abbiamo il pullman e spesso proprio devo vedere questi ragazzi, anche giovani, che camminano in mezzo alla strada. Effettivamente, ecco, li vediamo anche noi molti pedoni quando passiamo di qui, perché è una zona che insomma abbastanza frequentata. Anche noi vediamo molti pedoni che proprio per andare magari ai centri commerciali della zona scendono dal mezzo pubblico e percorrono questo tratto a piedi che è effettivamente pericoloso. Avete sentito dunque l'ennesimo appello dei residenti di via Bottenigo a Marghera all'amministrazione comunale di risolvere una volta per tutte questa problematica che li affligge ormai da anni. Io ringrazio i nostri ospiti qui da Marghera, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria e grazie naturalmente a questi cittadini. Speriamo che il loro appello venga raccolto e che la situazione possa per loro migliorare. Un aggiornamento di cronaca prima della pubblicità: è stato arrestato nella serata di mercoledì 3 gennaio all'esito di un controllo di polizia operato a El Vendrell, centro della Catalogna, ad una settantina di chilometri da Barcellona, il 29enne di origini dominicane, a carico del quale il 26 ottobre scorso il GIP del Tribunale di Treviso aveva emesso un mandato di arresto europeo in quanto ritenuto il presunto autore in concorso dell'omicidio di Margherita Ceschini, la donna di 72 anni di Conegliano trovata senza vita il 24 giugno scorso nella sua abitazione. Il ricercato, rintracciato dopo una specifica attività di localizzazione svolta dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia su attivazione dell'autorità giudiziaria e dei Carabinieri di Treviso, in collaborazione con i collaterali organismi esteri, è stato preso in custodia dalla Polizia Nazionale Iberica in attesa di consegna alle autorità italiane. Ci fermiamo per la pubblicità e poi subito dopo parliamo dell'avvio dei saldi. Rieccoci in diretta. Come anticipato parliamo dell'avvio dei saldi proprio da oggi in Veneto, e allora lo facciamo e ringrazio per essere con noi Maria Beatrice Paludetti, Presidente di Federmoda Confcommercio Treviso. Grazie Presidente, ben ritrovata. Grazie a voi, buongiorno dottoressa, e grazie soprattutto, un buon anno a tutti e grazie per il risalto che date alla nostra categoria. Buon anno anche a lei. Allora, Presidente, un avvio dei saldi accompagnato da ottimismo da parte degli operatori? Sì, un cauto ottimismo. Diciamo che i saldi rappresentano il momento più importante e significativo per i flussi finanziari e la tenuta dei nostri negozi. Sappiamo che a livello nazionale muovono un giro d'affari di 4,8 miliardi di euro e 15.000,8 famiglie spenderanno in acquisti scontati. Se ci caliamo sulla nostra marca, noi sappiamo che la spesa sarà prevista di 226 euro per abbigliamento, 189 per calzature, il resto diciamo di altri accessori. Dati confortanti, 69% si rivolgerà al negozio fisico e il 59% punterà sulla qualità. Ottimismo perché abbiamo dei segnali di un dicembre più movimentato, più vivace, un 8% in più abbiamo segnato, e anche una ritrovata voglia di normalità, di rientrare nel negozio tradizionale in centro storico, di vivere la città e quindi di fare anche degli acquisti con calma, con pacatezza, alla ricerca di un prodotto di qualità e di consistenza di materiali, e questo ci conforta. Poi sappiamo che il contesto congiunturale ci sta dando
dei segnali interessanti. L'inflazione, l'arretramento dell'inflazione che tanto aveva eroso il potere d'acquisto dei ceti medi produttivi, la tregua dei costi energetici, la crescita dell'occupazione, la tenuta degli stipendi. I tassi di interesse continuano a essere alti, però la BCE ha promesso di non dare luogo a innalzamento dei tassi diciamo fino al 2024, e anche in Europa si parla di una crescita dei consumi del 2%, eccetto la Germania che è in stagnazione. Diciamo che questo è un contesto che naturalmente va preso con cautela, perché sappiamo che comunque la situazione economica è sempre seria e faticosa. Ecco, Presidente, la devo interrompere un secondo, porti pazienza, ma abbiamo un collegamento, perché questo è periodo di saldi, ma è anche periodo dei tradizionali falò, dei panevin, così chiamati. Torno subito da lei, Presidente Paludetti, ma vado invece dal nostro Alex Giuliano, proprio perché c'è la voglia, il bisogno di proteggere queste tradizioni. Buongiorno Alex, buongiorno al tuo ospite. Un buongiorno a te, un buongiorno ai nostri telespettatori. Dici benissimo, perché è divampata un po' la polemica nelle settimane scorse in difesa o in attacco di quella che è una tradizione a cui siamo molto legati, quella dei falò, del rogo, della vecia, del panevin. Nella Pedemontana, nel Trevigiano, insomma un po' dappertutto si è discusso di questo. C'è una riscoperta, un ritorno alla tradizione, anche perché veniamo da qualche anno in cui abbiamo visto dei falò della vecia con i raggi laser e le lucette. Siamo in compagnia di Roberto Popi Frison, che è un esperto di tradizioni. Quanto importante è invece il calore di queste tradizioni? Il calore del falò chiama le persone attorno, chiama le persone in piazza, e il calore del falò è quello che i vecchi poi portavano a casa le loro bestie nelle stalle. Questo per spiegare anche il profondo legame di un rito agrario quale era ed è il rogo della vecia. Un rogo che serve per far ripartire la natura, infatti viene detta anche pasqueta, e un rogo che serve per far posto all'anno nuovo, pertanto bisogna sgomberare l'anno vecchio bruciando la vecia, e bruciando la vecia anche che rappresenta l'inverno, e allora la gente si approccia così al nuovo anno. Quando vediamo allora quelle manifestazioni, quelle feste con raggi laser e lucette artificiali, cosa ci lasciano? Un pochino di tristezza? È un bel effetto scenico, però il fuoco, il calore del fuoco è insostituibile, è primordiale e, come dicevo prima, ci lega fortemente alla madre natura. Roberto Popi Frison ha parlato di liberarsi delle cose in abbondanza, diciamo così, in eccesso, e allora noi ci spostiamo adesso su una tavola, perché si parla tanto di tavole apparecchiate, di le cornie in questo periodo. Questa è una tavola apparecchiata per la Befana. Sì, è il menù della Befana per aggraziarsi le sue benevolenze. I bambini chiedevano ai loro genitori alla sera, alla vigilia della Befana, di apparecchiare un bel piatto con 2 o 3 robette buone, come 3 fette di soppressa, del buon vino e una cioppa di pan, in modo tale che poi le calze possano essere riempite di doni, possibilmente non di carbone. Visto che è ora di pranzo, direi che possiamo liberare questa tavola, ci pensiamo noi, o lasciamo che sia la Befana a occuparsene? Beh, soppressa ne ho ancora, e allora però con moderazione. Ne conserviamo qualche fettina alla vecchia, giusto? Giustamente. Da Romano De Zellino è tutto, e noi allora restituiamo la linea allo studio. Grazie Alex Giuliano, e grazie al suo ospite per averci portati dentro a queste tradizioni da preservare. Ritorniamo a parlare invece di saldi insieme alla Presidente di Federmoda Confcommercio Treviso, Maria Beatrice Paludetti. Presidente, l'e-commerce, quindi gli acquisti online, quanto pesano per questo periodo in particolare?
Allora, l'e-commerce naturalmente è un'altra opportunità di acquisto, diciamo anche soprattutto per il sistema moda. Diciamo che moltissimi, il 70% dei nostri negozi si sono rivolti, diciamo, all'uso dei social e quindi di promuovere l'inizio, insomma, l'andamento dei saldi. E poi chiaramente noi poi consideriamo l'online come un canale di vendita su cui prestare un pochino di più attenzione nell'approcciarsi all'acquisto. Ecco, questo lo segnalerei. Sappiamo che i saldi non sono l'unico momento dell'anno per fare affari, perché insomma ormai siamo abituati nel corso di tutto l'anno, dei 12 mesi, di avere varie promozioni, varie occasioni per trovare il prodotto, che sia il prodotto d'abbigliamento, che sia il prodotto tecnologico scontato. Questo come viene insomma, affrontato, giudicato da voi commercianti, queste diverse occasioni, e poi anche perché spesso poi si propone il tema saldi sì, saldi no, tanto vale cancellarli, visto proprio che nel corso dell'anno ci sono varie occasioni per approfittare di scontistiche. Allora, per quanto riguarda le promozionali, proprio perché il contesto economico è serio e faticoso, come ho detto prima, è chiaro che molte realtà hanno, diciamo, proposto queste vendite promozionali e soprattutto in occasione del Black Friday, diciamo, si sono protratte anche in periodi non consentiti dalla nostra ragione. Ma diciamo, la cosa sconforta e mette frustrazione perché logicamente va a danno di chi invece opera in maniera corretta. E la difficoltà è che soprattutto attraverso la promozione sui social, eccetera, i comuni, diciamo, di riferimento fanno fatica ad intervenire. Su questo, per esempio, Federmoda Treviso ha proprio in agenda di stilare una mappatura di quelle che saranno i comportamenti, diciamo, soprattutto come gli autori che promuovono queste, spesso si nascondono, diciamo, dietro come posso dire, delle clausole poco chiare, poco scure, e quindi di capire quali sono le promozionali vere e proprie, giuste, quali no, quali messaggi che non sono chiari per il consumatore, in modo che una volta che abbiamo stilato questa mappa come rappresentanza, diciamo come associazione di rappresentanza, potremo andare a tutelare quelli che sono i comportamenti corretti da parte dei negozianti che seguono, diciamo, le regole. Ma a parte questo, diciamo anche che l'importanza dei saldi, degli sconti di fine stagione è, ripeto, uno strumento che va tutelato e deve rimanere, perché noi in questo riconosciamo che ha un impatto e una riconoscibilità molto forte da parte del consumatore, proprio perché sa che è tutelato maggiormente in trasparenza e correttezza. Infatti noi ricordiamo che durante tutto il periodo dei saldi i nostri capi esposti nelle vetrine o all'interno del negozio hanno tutti la certificazione fibrosa del capo, la provenienza, eccetera. Ci atteniamo a quelli che sono le regole del codice del consumo e quindi applichiamo la direttiva Omnibus, e inoltre abbiamo pubblicato, Federmoda ha pubblicato anche un vademecum per i comportamenti corretti sia del venditore sia del consumatore, soprattutto in occasione di pagamenti, di resi e quant'altro. Ecco, Presidente, rispetto ai saldi 2023, che attese ci sono per quanto riguarda gli acquisti? Che incremento potrebbe esserci? Allora, diciamo che noi andiamo da un 7, è un range un po' ampio, a un 10%, perché taluni si sono spinti
su una scia più ottimistica su questa percentuale. Sottolineo che se noi ci attendiamo degli acquisti più razionali, più ragionati, perché cogliamo dei segnali, diciamo, dalle clientela che entra nei nostri negozi di prediligere, diciamo, la ricerca di un capo che magari è un po' più unico, più selezionato, esclusivo, se vogliamo. Non tanto urlato nella moda, eccetera, quanto piuttosto esclusivo nel quella che è la lavorazione del capo, la consistenza dei materiali, i dettagli che fanno la differenza, il poter toccare l'abito oppure il toccare una borsa di pelle, poterla aprire, verificare come è fatta. Diciamo, sono quelle esperienze di valore che posso dire si possono fare solo in negozi storici diciamo, delle nostre cittadine e dei nostri borghi, perché è qui che troviamo il venditore, il titolare del negozio o i suoi collaboratori che hanno sicuramente tutta la competenza, la professionalità, ma soprattutto la passione di spiegare, di raccontare il prodotto. Presidente, quanto i cambiamenti climatici hanno in qualche modo cambiato le abitudini degli acquirenti, dei consumatori? Perché un inverno che ci propone delle temperature, almeno finora, anche se ora si annuncia il freddo, ma non certo invernali, insomma, come sta cambiando, come sta influendo proprio questo clima sugli acquisti e quindi anche proprio sul vostro lavoro? Dobbiamo dire che influisce in maniera pesante, soprattutto questa cosa l'abbiamo notata negli ultimi 2 anni, ma soprattutto diciamo in questo inizio inverno abbiamo avuto 2 mesi, io lo dico, disastrosi, ottobre e novembre, dissuasivi appunto per il caldo all'acquisto del capo invernale, che può essere il cappotto, nonché il maglione, il polacco più pesante, lo stivale, eccetera. E quindi credo che in questo ci sia, diciamo, da parte nostra l'intenzione appunto di portare all'attenzione del legislatore anche questo. Del resto c'era stato anche la volontà di posticipare i saldi richiesta proprio dalla base dei nostri negozianti, di portarli un pochino più verso quella che è la fine stagione effettivamente. Però e qui abbiamo trovato assolutamente l'incontro e l'attenzione da parte degli assessori Marcato e Donazzan, che ringraziamo, ma dopo naturalmente la decisione dell'inizio saldi è stata fatta da, diciamo, tutte, sentendo anche le altre regioni, e quindi Federmoda alla conferenza con le regioni ha portato, diciamo, la data unica perché naturalmente rende i saldi, gli sconti diciamo più riconoscibili, più impattanti. Allora, io direi di dare, abbiamo parlato di un vademecum, ha parlato lei di un vademecum, di dare qualche indicazione utile ai nostri telespettatori per fare davvero l'acquisto giusto in questo periodo di saldi e per evitare insomma, qualche, passatemi il termine, tra virgolette, fregatura che spesso proprio in questo periodo dell'anno può succedere. A che cosa bisogna fare attenzione, Presidente? Ma prima cosa il capo che abbia la sua etichettatura, che in modo da sapere se il capo è un prodotto italiano o non italiano, la consistenza fibrosa come dicevo prima. Però come Vademecum mi sento di dire soprattutto che i nostri negozi garantiscono il pagamento, diciamo, con carte di credito, bancomat eccetera, e che nel caso di resi questi sono a discrezione del titolare del negozio, però sappiamo che questa cosa qui ci si mette d'accordo nel negozio stesso con il cliente, se è un regalo per un'altra persona o se comunque quel capo non è
diciamo pienamente convinto e quindi c'è sicuramente la possibilità del cambio, del reso, però e soprattutto se il reso manifesta, diciamo, come posso dire, un vizio di lavorazione, questo naturalmente obbliga il reso ancora di più, diciamo, è obbligatorio, e quindi si provvederà o alla diciamo alla sostituzione o comunque al ritorno dei soldi nell'eventualità non sia più possibile reperire quel prodotto lì che il cliente ha acquistato. E spesso c'è chi dice i saldi sono un modo per i negozi per svuotare i propri magazzini, non è così? No, questo assolutamente no, ormai non sappiamo che quello che viene messo in vendita negli sconti di fine stagione sono, diciamo, si tratta di merce stagionale o merce, diciamo, che ha un messaggio particolarmente forte di moda e quindi quello è più veloce nel cambiamento degli stili, oppure qualcosa che si può deperire, quindi... Ma comunque la merce è di stagione. Ecco, è importante dirlo. Ultima cosa, diffidare da cosa, Presidente? Cosa ci deve mettere in allerta per dire forse questo è meglio non acquistarlo, oppure insomma deve farci venire un campanello? Allora, alla luce che comprendo che tutti vogliamo fare l'affare, trovare l'occasione, diciamo, che ci soddisfa, quindi ci dà anche un certo senso di appagamento, però attenzione, diciamo, alle offerte molto alte, quelle diciamo un po' gridate, un po' più aggressive, ripeto, acquisti più ragionati, cercare diciamo il capo che diciamo serve o piace o si è addocchiato in stagione, e se non è proprio quella percentuale di sconto esorbitante, valutare quelli che poi sono i veri, diciamo che l'acquisto deve essere fatto come investimento. Ecco, quando uno si compra un capo che ha una certa caratteristica di qualità, eccetera, sicuramente darà più soddisfazione nel lungo tempo perché si porterà di più, se ne comprenderà di più le caratteristiche di lavorazione che ci sono dietro. Assolutamente sì, magari un capo, ma che sia davvero un capo che resti poi lì nel nostro armadio, che si possa utilizzare perché ha un significato e ha un valore. Grazie davvero a Maria Beatrice Paludetti, Presidente Federmoda Confcommercio, grazie anche per averci dato questi consigli. Magari torneremo ad aggiornarci al termine dei saldi per capire se questo cauto ottimismo invece si è trasformato in un ottimismo vero e proprio per questo rilancio degli acquisti. Confidiamo, la assolutamente ringrazio. Sì. Grazie davvero Presidente, buon lavoro e buon fine settimana. Grazie alla Presidente Paludetti. Noi ci fermiamo per la pubblicità tra pochissimo. Rieccoci in diretta. Simbolica consegna di carbone da parte del sindacato ADL Cobas a Bussitalia, accusata di non difendere i lavoratori e di non aver fornito un servizio adeguato ai passeggeri nel corso del 2023. Giudizio severo sul 2023 di Bussitalia da parte del sindacato ADL Cobas, e così è inevitabile che per l'Epifania arrivi ai dirigenti dell'azienda municipalizzata padovana una calza piena di carbone. Le accuse sono di servizi insufficienti per i cittadini, di un bilancio economico negativo, di corse mancate, di troppe dimissioni dei lavoratori e di carenza di personale. Riteniamo che anche per Bussitalia sia giusto oggi avere una calza della Befana, soltanto che la calza della Befana di Bussitalia è una calza piena di carbone, perché dopo tutto questo tempo abbiamo verificato che il servizio di Bussitalia continua a essere carente, la gente continua a non essere contenta di quello che viene dato come servizio, i lavoratori continuano ad andarsene perché Bussitalia non riesce a garantire uno stipendio decente, e quindi riteniamo che il carbone sia la giusta ricompensa. Carbone meritato? Carbone meritato, assolutamente sì, perché noi abbiamo visto che poche settimane fa in fretta e furia
hanno siglato un accordo per un premio produzione di 250 euro. Un premio produzione che i Cobas ritengono inadeguato. Pochi giorni dopo, sottolineano, sono arrivati i fondi del PNRR per risanare il bilancio e acquistare autobus elettrici. Una parte di quei soldi dovrebbe essere utilizzato per premiare i dipendenti, in particolare gli autisti. Noi pensiamo che quel patrimonio che è arrivato, quelle somme consistenti andrebbero ridistribuite anche con chi lavora, chi tutti i giorni porta i passeggeri a destinazione. Soldi che dovrebbero essere distribuiti con criteri precisi. E venga dato a tutti e non solo a chi ha avuto la fortuna di non ammalarsi, chi ha avuto la fortuna di prendere contestazioni e via dicendo. E così per il 2024 i Cobas chiedono relazioni sindacali positive con l'azienda, una migliore organizzazione dei turni di lavoro, stipendi adeguati, mezzi affidabili e sicuri e risposte ai bisogni dei cittadini. È tornato a colpire quello che è stato ribattezzato il vendicatore degli autovelox. Lo ha fatto mercoledì sera a Rosolina, lungo la Romea. È un reato, ricorda il sindaco, che aggiunge: nessuno fa cassa, la sicurezza è prioritaria. È stato tranciato da un flessibile, sicuramente elettrico. Ieri sera intorno alle 21:14, l'ora esatta perché poi si vede sulle telecamere di videosorveglianza proprio il momento del crollo e poi il blackout. Tra l'altro un orario che la Romea era molto trafficata. Che si tratti di un solo individuo o di una banda non è ancora chiaro. Di certo Fleximan, così è stato ribattezzato, è tornato a colpire e non si è fatto tanti problemi visti il luogo e ora, stavolta sulla Romea in direzione sud a Rosolina. L'occhio elettronico è stato ritrovato a terra di prima mattina a bordo strada al di là del guardrail con il palo arancione tagliato alla base, una mossa netta, fulminea come le altre del resto. Per quello che sui social appare spesso come un vendicatore, si tratta dell'8ª volta in meno di un anno sulle strade del Polesine e nei mesi delle grandi polemiche sollevate dall'autovelox di Cadoneghe, anche se questa è un'altra storia. L'ultimo duplice colpo la notte di Natale a Taglio di Po e a Corbola. Stavolta però un aiuto potrebbe arrivare dal sistema della videosorveglianza, tutto in mano ai carabinieri supportati dalla polizia locale. Per il sindaco di Rosolina c'è poco da sorridere. Quell'autovelox insiste su una strada alla Romea, spesso teatro di tragedie provocate proprio dall'alta velocità. Mi sento di difenderlo, ecco, la funzione di questo autovelox è proprio una funzione non di far cassetto, ma proprio di prevenzione per quanto riguarda la percorrenza, insomma, del tratto stradale. È un reato, e tra l'altro un reato che poi va a colpire le tasche dei cittadini, perché adesso anche il ripristino stesso ha dei costi e di conseguenza alla fine non è che una volta battuto lasceremo il pilone a terra, in tempi tecnici verrà ripristinato, magari con degli accorgimenti antisabotaggio. Licenziata dal supermercato senza mascherina, il giudice conferma il provvedimento, ma la diretta interessata non ci sta. È stata commessa un'ingiustizia, afferma la donna. L'unica cosa che ho voluto ribadire nel momento in cui sono andata via da lì con il cuore spezzato, che io ero lì per lavorare e che ho fatto solo una cosa nella mia vita: ho rispettato l'articolo della 32 della Costituzione, che probabilmente loro non sapevano neanche che cosa indicasse. Flavia Borella, sindacalista della Fisi, è la dipendente di cui tanto si parla in queste ore dopo che il Tribunale di Venezia ha confermato il suo licenziamento per giusta causa da parte del supermercato di Villorba, dove ha lavorato per 19 anni. Il motivo quello di non aver voluto indossare la mascherina così come previsto dal protocollo aziendale per la prevenzione anti-Covid. Nell'autunno 2022, al momento del licenziamento, dopo una serie di richiami, non c'era più l'obbligo di legge, ricorda l'ex commessa. La fase acuta della pandemia era quindi finita. 18 di novembre, quando era finita anche per il panorama questo protocollo, loro mi hanno licenziata lo stesso. Io ero lì che lavoravo tranquillamente perché mi avevano riabilitata, mi avevano rimesse nelle chat del lavoro, mi avevano messo a fare gli ordini, mi parlavano come niente fosse,
È arrivato il capo del personale, mi hanno chiamato in ufficio, mi hanno chiesto di consegnare tutti i miei oggetti del lavoro, terminalini, taglierini, quello che serviva per lavorare, e mi hanno intimato di abbandonare all'istante il posto di lavoro. Per me è stata un'umiliazione grandissima. Altri casi simili nel resto d'Italia sono finiti diversamente, talvolta con il reintegro dei dipendenti. Da noi la mascherina che chiedevano era una mascherina chirurgica, che tra parentesi la mia azienda quando me l'hanno fornita era scaduta, e ho qui ancora il campione dove c'è scritta la data di scadenza, che è maggio 2022, e me l'hanno consegnata a luglio 2022. Sugli scudi l'associazione Resistere, che vede tra le sue anime l'ex sindaco di Santa Lucia Riccardo Szumski, la sentenza del giudice del lavoro che ha avallato il provvedimento aziendale è da condannare. Da domani, invocando il principio di precauzione, sarà possibile imporre da parte delle aziende la mascherina in periodo influenzale o chissà per cos'altro. La posizione, il dibattito, in realtà mai chiuso, si riaccende. Io mi domando se una cosa del genere può far crollare 19 anni di lavoro fatto veramente con il cuore, Saluto Oscar Bernardi, presidente di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana. Buon anno, buongiorno presidente. Buongiorno a voi, buon anno a tutti i telespettatori. Che anno sarà questo 2024 per le imprese artigiane? Quali sono i nodi da sciogliere, le problematiche da affrontare, presidente? Ma guardi, credo che le sfide nazionali e internazionali siano importanti. Oggi è richiesto un grande senso di capacità, forte resilienza alle nostre imprese. I scenari futuri prossimi non sono proprio rosei, in quanto sono mutevoli e quindi non si sa oggi quale sia la strada del percorso per dover sicuramente prendere ed essere convinti fino alla fine di questo. Quindi sarà un anno come il 2023 dove troveremo grosse difficoltà nel nostro percorso, specialmente per le piccole e medie imprese, ma speriamo di avere sempre quella capacità, quello che dicevo prima, la resilienza di dover resistere, quindi affrontare queste sfide e portare a termine il nostro lavoro fino a fine anno. Allora proviamo ad analizzare alcuni punti principali, Presidente. Inizierei dal tema dell'accesso al credito, che è un nodo, è un tema che ci ha accompagnati anche nel corso del 2023. Beh, l'accesso al credito 2023 è stato tremendo, anche perché la situazione sia a livello italiano che a livello europeo è andata sempre peggiorando e l'aumento dei tassi di interesse ha comunque portato ad una situazione oggi direi abbastanza critica. Le famiglie non investono e quindi anche le aziende, le piccole aziende, non avendo una visione diciamo completa di quello che può essere il prossimo futuro, anche queste si sono un po' hanno rallentato su questo, quindi investimenti fatti pluriannali sicuramente sono fermi. Quello che mi permetto di dire è che secondo me i tassi dovrebbero comunque scendere, perché non c'è motivo che in Italia i tassi possano rimanere così alti, anche perché, ripeto, sfavoriscono l'economia, ma su questo credo che anche il governo abbia qualche idea su questo tema. Vedremo cosa deciderà poi la questione della BCE europea, che è quella che noi comunque dipendiamo. Altro punto è quello del bonus, i bonus edilizi, del bonus 110%, con i tanti appelli che erano arrivati, la discussione politica, e insomma siamo arrivati ad un epilogo che in qualche modo preoccupa per il futuro. Beh, preoccupa sicuramente perché c'è stata comunque una proroga di 2 o 3 mesi perché per quelle attività che comunque sono arrivate al 60% dei lavori da eseguirsi, però è anche vero che rimangono ancora di forte preoccupazione i crediti d'imposta, quelli che sono incagliati precedentemente, quelli che sono ancora per le imprese e le famiglie sulla questione
dello sconto in fattura oppure della cessione del credito. Diciamo che in una visione un po' più ampia mi permetto di dire che la questione del super bonus vista in un'ottica di efficientare i nostri fabbricati, i nostri edifici, specialmente quelli residenziali, è un buon pensiero questo. Al di là della Comunità Economica Europea che ci chiede nel 2035 di arrivare a buon numero di fabbricati efficientati, dico anche che nel momento in cui noi abbiamo comunque efficientato il nostro fabbricato, quindi abbiamo posto l'isolamento, abbiamo messo i pannelli fotovoltaici, diciamo che ci costa meno come energia, come costo dell'energia per riscaldarlo e raffrescarlo, quindi va in quella visione. L'unica cosa che mi permetto di dire è che non è possibile fare un intervento super bonus di questo genere in tempi molto ristretti. Questo l'abbiamo visto, è partito nel 2021, ha avuto quello che ha avuto in questi tempi e purtroppo non siamo riusciti oggi a fare nemmeno il 7% dei fabbricati in Italia, dei fabbricati residenziali. Questo è un tema importante, quindi voglio dire, va rivisto in maniera diversa e va rivisto in una maniera più strutturale, che duri nel tempo sicuramente. E non si è riusciti per quali motivi, Presidente? Quali sono stati gli ostacoli che hanno in qualche modo frenato questi interventi? Ma guardi, inizialmente sono state le continue norme attuative che uscivano quasi 1 o 2 al giorno e questo è stato deleterio per tutti perché non si capiva cosa si doveva fare. Poi nella confusione più generale si è partiti con tutta la questione della cessione del credito. E qui all'inizio sembrava che le banche, tutto, però il valore assoluto, l'ammontare dell'importo di queste cifre era comunque sconosciuto a tutti. Poi quello che dobbiamo comunque dire è che molti di questi fabbricati non erano in ordine urbanisticamente, cioè c'era sicuramente una finestra da spostare che comunque non era previsto nel documento che era comunque depositato presso gli uffici comunali, quindi le famose sanatorie che sono state fatte con tempi sicuramente dilatati perché tutti si sono presentati negli uffici tecnici comunali, quindi questo ha portato a un prolungamento nel tempo, ma sostanzialmente le regole su cui si basava questo intervento sono state regole che sono state perfezionate nel giro di 6 mesi, 1 anno e anche più, e quindi tutte le attività che si sono svolte in questo tempo si sono svolte attività con grande difficoltà perché non si sapeva dove si partiva, dove si andava ad arrivare. Però, ripeto, se l'intervento viene fatto in maniera strutturale, quindi vengono messi dei criteri giusti, dei criteri condivisi, dove sicuramente i tempi di intervento sono sicuramente diversi, parlo anche di 10 anni, sicuramente avremo la possibilità di fare grossi interventi e mantenere quella filiera delle costruzioni dove ci vanno dentro impiantisti e tutto ad un buon livello, quindi portare anche un benessere per la nostra economia. Ecco, questi interventi sul fronte bonus edilizi rischiano di avere un impatto sul fronte occupazionale? Sicuramente sì, ripeto, al di là di finire quei lavori che si devono finire in questo periodo, e parlo anche in provincia di Treviso, sicuramente poi da marzo-aprile non c'è più questo incentivo, quindi la situazione è un po' delicata, anche perché oggi la ristrutturazione senza incentivo non è incentivante, mi scusi il termine, perché sicuramente i costi oggi sono molto elevati. Con la questione del super bonus sono aumentate tutte le materie prime, dico tutte, qualcuna è andata un po' giù, ma sostanzialmente la speculazione ha fatto da padrone anche su questo, quindi voglio dire oggi chi deve mettere mano rispetto a 2 anni fa comunque paga un 25-30% in più. Ecco che allora questo è disincentivante, quindi tutto questo ha portato ad una serie di situazioni che oggi sicuramente l'economia, specialmente nella filiera delle costruzioni, sicuramente sarà stagnante, perché non c'è privato, non c'è pubblico che investa oggi in questo, come si suol dire nel mattone, dove non è incentivante, questo non è applicabile, ecco.
Ecco, a proposito di occupazione c'è un tema, un problema che pesa ormai su tutto il settore economico, che è quello della carenza di personale. Voi avete stimato che la ricerca di personale costa alle piccole e medie imprese trevigiane 193 milioni di euro. Insomma, è un problema non da poco economicamente parlando, ma anche perché questo rischia, ne abbiamo parlato anche per altri settori della nostra economia, proprio di fermare quelle che è la produzione. Spesso ci sono le commesse, ma manca chi può effettivamente realizzare queste commesse. Sì, è proprio questo il tema, cioè la mancanza di manodopera. Oggi sono un po' di anni che noi comunque denunciamo questo grosso problema, però oggi diventa insostenibile. È vero che qualcuno pensa di dire dobbiamo industrializzarci, quindi sicuramente le macchine andranno a sostituire quello che è la manodopera, ma non è così in tutti i settori, non è possibile questo. E oggi la mancanza di manodopera, ripeto, anche manodopera specializzata, secondo me i numeri anche del nostro ufficio studi ci danno veramente numeri importanti. Poi mi permetto di dire, questo non è una critica ma è un dato che voglio rilevare, in Veneto ci sono circa 100.000 giovani, di cui 18.000 in provincia di Treviso, nella fascia di età tra i 25 e i 34 anni, che sono comunque inattivi, quindi vuol dire che non sono né iscritti in una lista di collocamento e né comunque stanno frequentando scuola. Quindi c'è una grossa quantità di persone che potrebbero essere attive che oggi non lo sono, quindi è chiaro che dobbiamo anche capire come mai c'è questa situazione di inattività, non dico solo dei giovani, ma comunque anche delle persone che non sono proprio giovani che escono dalle scuole. Stiamo facendo grosse attività e il governo comunque ci ha aiutato con il decreto legge che è uscito mi sembra a settembre dell'anno scorso, che comunque vuole incentivare e istituire la filiera formativa fra quello che è comunque l'ambiente lavoro e la scuola. Noi come Confartigianato lo stiamo attivando già da anni, quello che è comunque tutta l'attività che viene fatta per l'apprendistato duale è un buon sistema, è un buon modo per far sì che i giovani possano passare dall'ambiente scuola all'ambiente lavoro con un trauma molto ridotto, in quanto già iniziano a lavorare nel momento in cui sono ancora a scuola. Quindi anche il livello di formazione è molto elevato e quindi si può arrivare ad avere comunque dei giovani che entrano nel mondo del lavoro già preparati rispetto a quelle che sono le richieste attuali delle nostre imprese artigiane. Presidente, un'ultima notazione su quanto riguarda l'export per il manifatturiero. Che previsioni ci sono per questo 2024? Guardi, l'export purtroppo per noi, per tutte le imprese della marca trevigiana, diciamo, ha mantenuto, perché quello che siamo riusciti ad esportare nel 2023 sono oltre 8 miliardi di euro, quindi non è poco. Va in flessione perché sicuramente gran parte del nostro export è comunque rivolto ai paesi nord europei, quindi la Germania, la Francia, quindi è chiaro che anche quei paesi stanno soffrendo sicuramente e quindi c'è un lieve rallentamento. Però questo, le dico, non ci fa paura, perché sostanzialmente riusciremo a dare anche delle risposte migliori. È chiaro che ci dobbiamo sedere attorno a un tavolo e capire cosa si vuol fare di questo mondo, di questa economia Italia, perché non possiamo ragionare da soli e non possiamo sempre essere sottomessi a quello che dice, non so, la Comunità Economica Europea, dove che magari i nostri prodotti, per dire il made in Italia, sia poco valorizzato nel mondo internazionale, perché probabilmente i prodotti degli altri paesi non sono valorizzati o particolari come sono i nostri prodotti italiani. Ma è anche un po' colpa nostra questo, Presidente, di non saperci valorizzare al meglio?
Ma guardi, credo che noi ci diamo da fare in tutti i modi, perché per riuscire a commerciare con l'estero, mi creda, dalle camere di commercio a tutti gli enti che sono preposti a questo, lo stiamo facendo, lo fanno molto bene. È difficile perché noi abbiamo un prodotto particolare, abbiamo molti prodotti particolari che hanno delle caratteristiche diverse. Pensiamo a tutta l'Italia come solo sull'alimentazione o su altri prodotti tipici, abbiamo prodotti tipici in ogni paese. Pertanto è difficile riuscire a mantenere l'originalità all'estero, però è anche vero che dobbiamo investire molto di più su quelle che sono all'interno nostro, quelle che sono le linee guida, i dati programmatici che ci danno, che ci dà anche la Comunità Economica Europea da seguire, e secondo me qualche volta anche noi abbiamo perso un po' questo obiettivo, quindi dobbiamo stare attenti e sicuramente valorizzare questi nostri prodotti che sono veramente tipici e unici nel mondo. Presidente, io la ringrazio tantissimo perché insieme abbiamo analizzato quelle che sono le sfide per questo 2024. Speriamo che siano sfide che saranno vinte dalle imprese artigiane del nostro territorio. Grazie davvero al Presidente di Confartigianato Marca Trevigiana, Oscar Bernardi. Naturalmente buon lavoro, di nuovo buon 2024 e buon fine settimana. Grazie Presidente, grazie ancora. Saluti a tutti, buonasera. Grazie, e questo insomma era un riflettore sul mondo degli artigiani, tra problematiche ma anche traguardi da raggiungere in questo anno appena iniziato. Non sarà certo semplice, ma insomma le imprese artigiane hanno dimostrato in questi anni di difficoltà di saper sempre guardare avanti e di saper investire e crescere nonostante le difficoltà. Abbiamo parlato prima insieme ad Alex e Giuliano di tradizioni di questo particolare periodo dell'anno, e allora tra annullamenti causa maltempo e conferme di molti roghi e feste della Befana in tutta la provincia di Padova, chi conferma l'appuntamento in Prato della Valle è proprio il comune di Padova. Sentiamo tutti i dettagli. Sarà una Befana 3.0 senza il rogo che accompagna tradizionalmente il 6 gennaio per rispetto dell'ambiente e della qualità dell'aria, ma in Prato della Valle conto alla rovescia per la grande festa che partirà sfidando le previsioni di pioggia alle 15 di domani. Sarà un sabato, quindi terremo insieme il mercato, la pista di pattinaggio e tutta la parte dedicata alla Befana, anche sfruttando la parte del sagrato di Santa Giustina. Per tenere tutto insieme chiudiamo la circolazione del traffico di Prato della Valle, così anche per motivi di sicurezza tutta l'area sarà fruibile. Quindi dalle 13:30 alle 18 le vie di accesso al Prato e le vie soprattutto che attraversano il Prato saranno chiuse. Impossibile accedere al park di Piazza Rabin dopo le 13, ricorda l'assessore Bressa, che invita chi può a utilizzare i mezzi pubblici, tram e bus. Il tempo incerto frena l'arrivo in Prato della grande marionetta di cartapesta che aveva fatto la gioia dei più piccoli un anno fa. Per il resto tutto sarà come da programma. Il momento più atteso sarà nel corso della festa, nel pomeriggio, che inizierà alle 15 e si concluderà alle 17. Circa a metà arriveranno i Vigili del Fuoco, che sono molto attesi soprattutto dai bambini, con uno spettacolo inedito che farà volteggiare in aria la Befana, ma non aggiungo dettagli perché voglio lasciare la sorpresa. Prato della Valle resterà cornice degli eventi di piazza per la città. I grandi eventi che richiamano migliaia di persone hanno questa come sede naturale, è una sede a cui abbiamo affiancato anche quella di Piazza Insurrezione solo per l'evento più raccolto di Capodanno con il concerto musicale, evento invernale che quindi ha delle caratteristiche diverse, però la fortuna di Padova è di avere piazze importanti a partire proprio dal Prato, che sono il luogo ideale per fare grandi raduni con le persone. E con questo appuntamento in Prato della Valle chiudiamo questa nostra prima edizione. Ora vi lascio al meteo, la pubblicità e poi come di consueto al film, oggi dal titolo Life. Grazie ancora per essere stati in nostra compagnia. Vi ricordo alle 18:30 torna l'informazione di Antenna 3 con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Buon proseguimento di giornata, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo.
L'arrivo di una perturbazione determinerà un peggioramento del tempo sul nostro territorio per tutto il weekend dell'Epifania e anche oltre. Vediamo insieme il dettaglio di venerdì 5 gennaio. Sul Veneto al mattino avremo molte nubi, ma sarà in prevalenza asciutto. Dal pomeriggio precipitazioni via via più diffuse e anche intense, con quota neve attorno a 1200-1500 metri sulle Prealpi, 900-1200 metri sulle Dolomiti. Le temperature avranno un andamento piuttosto irregolare, minime tra 2 e 5 gradi, massime tra 7 e 10 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui avremo le prime piogge nelle ore pomeridiane, la sera più diffuse, con deboli nevicate in montagna oltre i 1000-1300 metri. Nella notte precipitazioni ancora più abbondanti. Temperature minime tra 4 e 8 gradi, massime sui 9-14 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove dal pomeriggio non mancheranno precipitazioni via via più moderate in serata e nevose per lo più oltre i 1000 metri. Temperature minime intorno a 0-3 gradi, massime sugli 8 gradi all'incirca. Dal meteo è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.